Bene, arrivati a questo punto, dopo aver controllato l'occlusione, possiamo procedere al disegno della gengiva. Prima però andremo a modificare la parte inferiore. In realtà era già a posto così, quindi l'avevamo già sistemata all'inizio, quindi va bene. Ok, quindi andiamo in disegno gengiva. Allora mi richiamo un attimo il modello, abbasso il virtuale basale, così vediamo un po' di Potsdam, di frenuli, e possiamo iniziare a tracciare la protesi. Ok, facciamo fin qua. Andiamo giù, qua ovviamente dobbiamo tornare su perché sto dente qua c'è ancora per ora. Qua torniamo giù, facciamo frenulo, quindi lo bypassiamo così, qua andiamo in fondo, qua c'è il frenulo. Ok, quindi qua c'è il frenulo. Ok, quindi disegniamo tutto il nostro margine fornice. Ok, doppio clic e salta fuori la gengiva. Ok, eccola qua la nostra gengiva, la nostra base della protesi. Qua sistemiamo magari un po' meglio. Ok, se c'è qualche punto da sistemare lo si sistema. Possiamo anche fare così qua e ci appoggiamo il suo dente, così un po' più preciso. Qua mi sembra ok, qua in vestibolare va più che bene, ovviamente non arriverà fino a qua perché è troppo stretto, no, molto bene, qua ci siamo. Adesso può andare un po' più giù. Molto bene, andiamo più giù anche qua, insomma dopo si accorcia dopo. Ok, adesso o gli diamo applica oppure possiamo aumentare un po' la base. Questa è una base di 1 mm, un po' troppo sottile, io di solito vado a 1,3. applica 1,3 perché ora che la stampi, la tiri, la lucidi, arriviamo a 1 millimetro, qualcosa di più di 1 millimetro. Ok, naturalmente si può sempre modificare in qualsiasi momento tirando giù i puntini qui se non va bene qualcosa e sempre ridando applica. Ok, a questo punto si va avanti. Qua noi non ci preoccupiamo di questo in quanto sono già inglobati dentro. Ok, allora a questo punto abbiamo una prima visualizzazione della protesi, di come verrà fuori. Adesso in questa finestra qua si può modificare la gengiva, c'è la parte rosa. Ok, come potete vedere qua
sono troppo vicini a questo dente. Quindi cosa facciamo? In modalità esperto selezioniamo solo questi 3 denti qua e andremo a spostarli in posizionamento denti. Quindi mi tiro fuori la catena, li prendo e me li sposto un po'. Questo perché sennò la base della gengiva verrebbe proprio addosso al dente. E questo è un problema perché naturalmente questo spazio che si vede è il sottosquadro di questo dente. Dopo non sarà così, quella definitiva, ovviamente. Però intanto la teniamo così. Ok, torniamo in guidata. Io tirerei su anche questo qua, un po'. Vediamo se tirarlo su un pochino, in modo che sia al pari di questo qua. Vediamo quanto mi sta andando in certo. Ok. Molto bene. Arrivati a questo punto si modifica la gengiva. Allora, dobbiamo tirare su un po' le parabole, si possono fare in 2 modi, premendo zona grande e tirando su, come sto facendo adesso, oppure un altro metodo è questo: in free aggiungi. E si va anche sul davanti. Qua aumentiamo un pochino, qua anche, qua lo stesso, qua come parabole ci siamo già, sono abbastanza grosse. Altra cosa che si può fare adesso è ridurle, perché queste sono veramente tanto grosse, quindi in liscia e ripassi tutte. Ok, a questo punto con i rimuovi andiamo a tirare su un po' questa parabola che è troppo giù. Ovviamente qua c'è lo spessore minimo, quindi non si può fare tantissimo, però vabbè. Vediamo qua, questa parabola che non mi piace, tiriamo un po' su, questa anche, in modo da scoprire lo zenith del dente un po' più sul distale. Anche, in modo che almeno le parabole sono uguali. Poi vabbè, insomma, si sistemano comunque una volta fatta, stampata, si può sistemare la presa, almeno adesso abbiamo le parabole uguali. Questo lo lascio così perché sennò andiamo troppo sotto, con lo spessore minimo, e si continua a modellare la flangia. Ok, altra cosetta che si può fare è riducendo il pennello potremmo fare questi, diciamo, questi effetti un po' sbagliato. Ok, e dopodiché si liscia tutto.
almeno resta un pochino, siamo con una cosa un po' più naturale. Oppure si fanno dopo, insomma, come volete, anche con la fresa. L'unica roba che qua devo alzare però, non alzare le parabole perché sennò in mezzo qua dopo viene fuori male. Questi triangoli neri bisogna che siano tolti. Ok. Oppure un'altra cosa che si può fare è questa: togliete tutti i denti, mega pennello e li passi tutto sopra così, in modo da alzare tutta la parte di triangoli neri. Fai un bel liscio, lo rimetti e dovremmo esserci. Ma non vi preoccupate se ci sono questi, perché basta fare così. Ovviamente vanno messi nelle quantità giuste, infatti questo qui è troppo alto. Ok, questo diciamo che è solo un mock-up, dopo nella definitiva si perderà molto più tempo. Qui ovviamente abbiamo sempre il problema dello spessore minimo, ma essendo una protesi preestrattiva abbiamo sempre un po' di limiti. Ok, come potete vedere qua si inizia a modellare un po' la forma della gengiva, ma purtroppo gli spessori sono un po' strettini e non verrà fuori proprio bellissima, però purtroppo questo è quello che si riesce a fare per ora con questa impronta. Dopo questo è lo spessore minimo, non riesco a toglierlo. Vediamo se... devo fare anche così, vediamo. Sposto un po' in fuori la pancia, così guadagniamo un po' di spessore in più. Aumentiamo un po', spero che sia troppo sottile qua. Se non ha la estrattiva dopo dovremo andare a ribasarla in bocca, insomma, non posso farla super sottile, se no quando vado a grattare dentro per far spazio alla resina nuova lascio senza niente. Quindi ok, il pennellino piccolino, poi andate a fare queste finte radici, giochetti, eccetera eccetera. Molto bene, ritorniamo qua. Bene. Sì, tutto qua non era sottile ovviamente, però non importa. Vediamo cosa viene fuori. Bene, qua togliamo ancora. Ok, ci sta anche che la gengiva da un lato sia un po' più corta, un po' più lunga. Va bene anche così. Sto cercando di fare sta cosa, ma non è facile. Fare la finta
Finta di un giro non è facile, ovviamente. Però dai. Insomma, siamo quasi. Ok, forse così ho un po' meno male agli occhi. Ed ecco qua il nostro mock-up protesi provvisoria. Bene. Adesso mettiamo i connettori, perché naturalmente sarà un pezzo unico. I connettori che mettiamo ovviamente messi bene, li mettiamo qua. Aumentiamo a 9, prima che fare. Messi i connettori in modo che se vuoi stamparlo insieme stampi solo i denti e dopo la base, oppure stampi una prova mockup tutta unica, che è quello che sto facendo adesso. Adesso mi creerà una ceratura digitale, un pezzo unico. Eccolo qua. Ora da qua, anche questo pezzo unico si può modificare come vuoi, però è già un pezzo unico. In questo caso l'unica roba da modificare è se ci sono penetrazioni da parte dei denti che abbiamo messo prima. La cosa molto semplice da fare è andare in adatta, intermedio, adatta design alla scansione della shell, e lui si adatta tutto quello che va oltre alla situazione della gengiva del paziente. Ecco qua, è sparita. Togliendo anche sopra possiamo vedere naturalmente questa zona qua è il sottosquadro. Infatti vedete che ho tagliato in modo che l'inserzione sia questa. Quindi potremmo anche tenerlo un po' più drittino, tipo così. Per cambiare l'asse è molto semplice, andiamo in esperto, box up parte inferiore, lo otteniamo un po' più drittino, aggiornare, e vediamo dove mettere i sottosquadri. Ok, direi che li ho lasciati esattamente come prima, quindi non ha neanche senso cambiarli.
tenerla così. Vediamo. Ok. Adesso andiamo a cancellare il workshop automatico, che non ci interessa più, e andiamo a ricrearlo, perché abbiamo aggiornato il modello con la nuova inclinazione, quindi bisogna riaggiornare anche la parte della gengiva. Quindi si ritorna indietro, si cancella il workshop virtuale, si ritorna in freeform e si ritaglia la gengiva, cioè l'intermedio adatto al design alla scansione della mandibola, del mascello, non della mandibola. E lui riadatterà il workshop alla nuova inserzione. Infatti, come potete vedere, non ci sono più i tagli dei sottosquadri. Bene. A questo punto non resta che unire, e questo è la nostra protesina mock-up virtuale, che potete stampare un blocco unico per fare la prova in bocca al paziente, potete colorarla, potete metterci il rosa, i colori rosa per fare una protesi, oppure in un altro video e tutorial che farò vi spiegherò come assemblare le due parti, cioè fare due parti divise per poi assemblarle insieme con la resina, una parte solo dei denti da stampare o fresare e la parte rosa, solo rosa, da stampare o fresare. Quindi due file separati che poi andranno uniti con della resina, ma questo ve lo spiegherò in un altro tutorial che farò. Quindi, come sempre, seguiteci sul nostro canale YouTube e a presto, ci saranno anche importanti novità. Buona serata!